Siamo con Gaetano Aronica che questa sera parteciperà a questo spettacolo che si svolgerà al Teatro Costa Bianca di Realmonte guardando il mare. Ecco, lui si esibirà con qual è lo spettacolo che potranno vedere i tuoi ammiratori che sicuramente saranno presenti. Non te lo dico, no, ci divertiremo, io penso che ci divertiremo tanto perché ci sono dei grandi musicisti, Buzzurra, Dragna e soprattutto c'è Marco Savatteri e soprattutto c'è il gruppo Valdagra che se voglio dire che è nel cuore della città, per cui mi hanno invitato, io ho fatto un po' fatica perché insomma sono in vacanza così, però darò il mio contributo, come dire, saluterò il pubblico perché ha dimostrato di volermi bene, perché nel senso che proprio non avevo mai sentito una partecipazione così calorosa nei miei confronti, per cui ringrazio, insomma ci vediamo più tardi. Agrigento ti vuole bene, tu diciamo momentaneamente in pausa ma ti occuperai sempre del teatro, c'è qualche novità, una magari brevissima anticipazione su quello che gli agrigentini potranno vedere nella nuova stagione? Sì. Ci sono perché abbiamo fatto ieri una riunione dove abbiamo pianificato più o meno l'80% delle manifestazioni che ci saranno in cartellone. È chiaro che non le posso dire perché se no supererei, diciamo, scavalcherei dei colleghi, però ti posso dire che abbiamo una novità importante di Piero Grasso al tempo in cui era procuratore, per cui non come Presidente del Senato ma come procuratore, per cui una bella novità, una prima assoluta importante, fino a qui posso arrivare, poi abbiamo dei grossissimi nomi. Io penso che, devo dire che ci sono 3-4 cose che mi stuzzicano molto e secondo me stuzzicheranno la fantasia degli agrigentini. Speriamo di fare un buon cartellone, molto divertente, c'è tanta musica perché i nostri concittadini hanno dimostrato di apprezzarla e insomma ne vedremo delle belle, dai, poi lasceremo il giudizio ai nostri, soprattutto mi auguro che facciano gli abbonamenti perché naturalmente noi viviamo di abbonamenti e soprattutto ricordatevi la frase che ormai dico da tempo: il teatro di Agrigento è vivo. Io un po' meno, per cui datemi una mano perché se no non ce la facciamo più, perché l'impresa è dura. Ecco, brevemente programmi futuri della tua carriera? Sì, guarda, io l'anno prossimo sarò in giro con 2 spettacoli, come sapete c'è il Vestire di Ignudi che ha proprio debuttato in prima nazionale assoluta ad Agrigento, saremo a Roma, a Palermo, in altre piazze della Sicilia e del centro-sud e poi prepariamo la stagione anche per l'anno successivo, poi sono anche con Gianfranco Iannuzzo che saluto nel Berretto Assonagli che farà un'altra tournée, usciranno 3-4 fiction che ho girato tra la primavera e l'estate e poi non mi sono ancora fidanzato, per cui quello aspetto. Una domanda mi viene spontanea, un ricordo del grande attore Pasquano cui tu hai visto, diciamo, hai girato insieme a lui nel Commissario Montalbano. Sì, vabbè, Perracchio era un attore che noi conosciamo soprattutto i colleghi più giovani perché era un bravissimo attore di teatro, un punto di riferimento dello Stabile di Catania, eccetera, eccetera, ma soprattutto era di una simpatia. Io guarda, veramente vorrei mettermi nei panni della produzione con la quale ricordavi che ho lavorato e della regia perché non è un personaggio facilmente sostituibile, anche secondo me nella fantasia di Camilleri che ormai forse comincia a immaginarli i personaggi per quello che sono poi gli attori, no? Voglio dire, ti stimolano. Io che scrivo adattamenti e sceneggiature so che naturalmente se ti dicono già più o meno chi sono gli attori scrivi su quell'attrice, insomma è un vantaggio, è una cosa per cui insomma saluto il buon Pasquano a nome di tutti gli attori ma soprattutto di tutti i siciliani che lo hanno apprezzato.